Come Televideo Agrigento e Target in particolare siamo vicini al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l'immane tragedia di questi giorni con i nostri beniamati pompieri che sono andati lì per fare il proprio lavoro e spegnere l'incendio, invece c'era la trappola della seconda esplosione tragica che tutti noi conosciamo, morti sul lavoro che purtroppo non dovrebbero esserci, soprattutto per chi è andato lì in aiuto per cercare di evitare altre situazioni più tragiche. Purtroppo diciamo, sono cose che non vorremmo mai dire, di cui non vorremmo mai parlare, però è accaduto e ripeto anche Televideo Agrigento e Target è vicina ai Vigili del Fuoco. Continuiamo il nostro percorso della programmazione 2019-2020 di Target e questa è la quarta puntata, siamo già a novembre. L'olio l'ho assaggiato e devo dire che quest'anno insomma ho avuto una buonissima impressione. All'antica, no? C'è un po' di pane, 2 gocce d'olio e poi ho imparato anche, perché si fa una specie di corso tipo sommelier, no? L'assaggiatore di olio, che bisogna aspirare un po' e vedere se ti gratta la gola. Noi credevamo che quando gratta la gola che l'olio non era buono, invece no, perché ci sono questi polifenoli che si sprigionano, insomma c'è uno studio particolare e speriamo che entro fine mese possiamo anche assaggiare il vino per vedere com'è la stagione, insomma, anche per dare un po' di onore al mio cognome, insomma io mi chiamo Moscato, volete che insomma, non assaggi il vino. Bene, dopo questa premessa vi ringrazio ancora di essere presenti, di seguire Target sulle frequenze in digitale terrestre, l'LCN 92 in tutta la Sicilia, parte della Calabria meridionale e naturalmente anche in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, gli orari dedicati il mercoledì in prima serata e poi nelle repliche durante il corso della settimana che vengono trasmesse in diretta nel nostro sito, oltre che naturalmente nel canale YouTube dove inseriamo questa e dove sono inserite anche le puntate precedenti per chi non è riuscito a vederle e interessano insomma, gli argomenti o le persone mie ospiti per andarle a sentire. E a proposito di ospiti passo subito allora a presentarvi quelli di questa sera. Iniziamo subito dalla mia sinistra. Giuseppe Veneziano è il coordinatore dell'Università della Terza Età Empedocle. Proseguiamo con Giuseppe Adamo, lui è il presidente del Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento. Poi si prosegue Francesco Sferrazza Papa, è il vicepresidente del Comitato Fontanelle Insieme. Con lui c'è Mattia Grech dell'associazione TTT e poi magari ci dirà lui che cosa vuol dire questo acronimo delle 3T. Proseguiamo con un giovanissimo, lui è Domenico Asaro, insomma partecipato e vuole intraprendere la strada della moda e già subito a primo acchito insomma, abbiamo una fascia, ci parlerà di questa sua esperienza, Domenico Asaro. È un gradito ritorno a Target, una insomma, delle voci più belle del nostro panorama agrigentino e non solo, già vincitrice di Aria Sanremo Tour Videoclip, Elisa Donisi. Bene, bene. Allora, togliamoci subito il pensiero, Mattia, cos'è la TTT? E il microfono dov'è? Ecco. Sì. Dobbiamo rifare la prova. No, va bene, magari per il momento lo tiene, magari poi lo teniamo, ecco, va bene, okay. Così dovrebbe andare meglio. Funziona? Va bene così, se lo tiene meglio okay, forse per il momento, ok. La TTT è un'associazione di Agrigento, siamo nati da poco, da meno di un anno, l'acronimo è di Tierra Teso Trabaco. Noi crediamo di essere qualcosa di veramente molto originale per il nostro territorio, ci occupiamo nello specifico di progettazione sociale, ma l'obiettivo dell'associazione è quella di creare un futuro qua in città per un target che forse... Target è mio, scusa. Per un target, oltre al suo, un target che non è il suo, è quello nostro, cioè della nostra generazione, che negli ultimi 20-30 anni ha sostanzialmente abbandonato questa terra per andare a cercare un lavoro altrove. Francesco, che attinenza c'è tra TTT e Fontanelle Insieme? A luglio abbiamo avuto modo di far incontrare le nostre due associazioni, il nostro comitato con l'associazione,
quando si è presentata l'occasione di partecipare a un bando che adesso prende il nome di Fontanelle Lab. Quindi siete in sinergia e esatto, lavorate insieme per questo progetto. È stato un modo per unire le forze di varie associazioni, di metterci insieme all'Istituto Comprensivo Anna Frank e ad altri partner che hanno sostenuto il progetto, per avviare questa serie di laboratori che prendono il nome proprio di Fontanelle Lab. Bene, ne parleremo e vedremo un po' di che cosa si tratta, ma soprattutto anche dell'impatto e dell'incidenza su questo quartiere di Agrigento, una volta considerato quartiere dormitorio, ma adesso mi sembra che da un po' di tempo è vivo. Diciamo che eppur si muove. Eppur si muove. Esatto. Giuseppe Adamo, il più vecchio... No, vecchio, insomma, storico, ecco. Circolo culturale l'Empedocleo, sempre animato da ottime iniziative. Anche quest'anno si inizia con la vostra stagione teatrale da Camera. Sì, quest'anno è la quarta stagione di un'idea che è nata così per caso e poi ha preso corpo con la collaborazione del Pirandello Stabile Festival. Abbiamo creato questa possibilità di offrire non solo ai soci ma alla città un teatro da camera che, proprio come la parola stessa dice, da camera, e non è il teatro come si vede proprio nei teatri, ma è una forma ridotta, senza scenografie, lasciando all'immaginazione più che altro spettacoli di un'oretta circa al massimo, in cui abbiamo rappresentato già negli altri anni diversi autori italiani e anche stranieri. E quest'anno si ripete per la quarta edizione. Quest'anno si ripete per la quarta volta. Bene, parleremo di questo programma che avete già predisposto e che insomma ho visto così Sì. ha veramente delle belle chicche. Professore Veneziano, Università della Terza Età, ma quando inizia la terza età? Tanto buonasera, la terza età inizia in linea di massima quando si arriva in pensione. Ah, ecco. Perché a quel momento la gente comincia a pensare di trovare altra occupazione, altro modo di vedere, altro modo di pensare, Certo. di stare assieme con gli altri. Non stare con le mani in mano, ecco. Esatto, solo che la nostra università della terza età ha l'ambizione di dare la propria esperienza a favore degli altri, della gente, dei ragazzi in modo particolare. Abbiamo creato questo punto di collegamento tra scuola, tra ragazzi universitari, tra ragazzi di terza età universitaria. Noi, a proposito di spropositi, avevamo fatto anche, siamo in fase di fare un collegamento con l'università vera e propria, al di là delle lauree che ognuno ha. C'è gente che ancora ha il piacere di poter avere la seconda laurea. E questa esperienza quando è iniziata? Questa esperienza, siamo nella fase iniziale, 4-5 anni, quest'anno è il quinto anno, infatti quest'anno faremo l'inaugurazione fra giorni. Ne parleremo dopo. Certo, ci mancherebbe, ne parleremo perché certo, diremo per vedere che questa inaugurazione per noi la chiamiamo la storia. La vostra programmazione. E conosciamo così anche brevemente subito gli altri nostri due ospiti, dicevo Domenico Asaro, giovanissimo, appena 18 anni credo, vero Domenico? Il microfono. Ah sì, appena 18 anni. 18 anni. Già compiuti. Già hai terminato gli studi e cosa facciamo adesso? Collaboro con mio padre. Collabori con tuo padre? Però ho visto che questa fascia ti dona bene, dai. Sì. La moda ti ha sempre affascinato? Sì, penso di continuare a intraprendere questo percorso. Già, moda, comunque quindi... come si dice, il primo passo è andato a buon fine, no? Sei ritornato con questa fascia. Parleremo di questa tua esperienza che hai avuto a Ravenna, mi sembra, vero? Sì, a Ravenna. In terra romagnola, vediamo com'è andata. Okay. E riconosciamo Elisa Donisi, è la quarta, la quinta volta che viene a Target, Elisa. Forse anche di più. Forse anche di più. E ogni volta ci stupisci con le tue performance. Abbiamo già parlato di questo importante successo dello scorso anno, l'Aria Sanremo Tour in videoclip. Sì, diciamo che ci sono novità, perché grazie a questo premio ho avuto l'opportunità di collaborare con una casa discografica, lanciare il mio primo inedito e arrivare a più di 500.000 di visualizzazioni su YouTube, che è una cosa che non mi sarei mai aspettata.
e sono molto orgogliosa di come sia andato questo percorso e spero di continuare così. Beh, questo vuol dire che, insomma, oltre naturalmente a quelle che sono le doti naturali che ognuno di noi ha, c'è stato anche un percorso di studio, di approfondimento, insomma, Sì, perché sì, la voce si deve assolutamente. curare, poi tutto quello che è la dizione, l'inglese, anche la postura in uno studio. Certo, assolutamente. Io Bene. continuo a studiare, infatti. Noi poi magari sentiremo e vedremo il tuo videoclip e anche qualche altra proposta che ci vorrai fare. Ritorniamo a Fontanelle. Allora, Mattia, come nasce questo laboratorio a Fontanelle? Che cos'è? Vi siete svegliati una mattina e avete detto occupiamoci di Fontanelle? C'è stato un percorso Prima burocratico, ancora di noi si è svegliato il amministrativo? Ministero, che ha deciso di aprire un bando che si chiama, cioè una linea di finanziamento del Ministero dei Beni Culturali che si chiama Cultura Futuro Urbano, all'interno del quale c'è il bando a cui abbiamo partecipato noi. Noi facciamo ancora, in quel periodo stavamo cercando dei bandi appunto del Ministero dei Beni Culturali, in questo caso specifico ne avevamo individuato un altro in realtà, che era per la biblioteca di Fontanelle. In quel caso però il problema era che tu ti dovevi relazionare direttamente con l'amministrazione comunale, che all'epoca aveva qualche difficoltà, e quindi abbiamo ritenuto più agevole spostarci sull'altra linea, che era appunto Scuola Attiva alla Cultura, che è il bando che abbiamo vinto, e quindi relazionandoci direttamente con la Scuola Anna Frank. In quel caso è sempre un'amministrazione pubblica, però diciamo le procedure di collaborazione sono state molto più veloci e in 2 settimane abbiamo scritto questo progetto, grazie anche con la collaborazione del Comitato dei Quartieri di Fontanelle, che poi di fatto è il destinatario assieme alla scuola del nostro progetto, perché il Comitato dei Quartieri di Fontanelle rappresenta la comunità di Fontanelle, che è il destinatario reale del Fontanelle Lab. I laboratori di che cosa? Di cultura, di musica, Sono di spettacolo, tre linee, di socializzazione? L'obiettivo di questo, quando tu scrivi un bando devi andare a capire qual è l'obiettivo di chi l'ha concepito, per cui la ratio di questo bando era quello di favorire degli interventi che partissero dalla scuola e che agissero all'interno di un quartiere periferico e complesso, in questo caso Fontanelle. Le linee di intervento che noi abbiamo scelto sono 3, sono cultura, ambiente e tecnologia. In particolare sul tema ambientale diciamo, abbiamo ritenuto necessario farlo perché è un tema molto, molto sentito, ma poi anche perché c'è un'altra ragione sotto a tutto questo. La cosa più interessante dello scrivere un bando è costruire un partenariato, quindi quali forze tu riesci a coinvolgere quando scrivi un bando, metti in azione all'interno del progetto, quale rete di legami, quale partnership tu riesci a creare. In questo caso noi crediamo di aver fatto un ottimo lavoro, perché abbiamo messo assieme da Legambiente a anche la farm di Favara, anche se non è direttamente partner. Per essere banale possiamo dire l'unione fa la forza? L'unione fa la forza, ma devi essere in grado di costruirla questa unione, quindi c'è bisogno di una capacità di tessere una trama. E quindi abbiamo scelto queste 3 linee di intervento, appunto cultura, ambiente e tecnologia, che si svolgeranno da novembre fino a maggio con una serie di laboratori, che non elenco per non annoiare i telespettatori, però insomma sono ampiamente stati diffusi. Noi abbiamo anche una pagina Facebook, una pagina Instagram, e nello specifico noi come associazione dopo la scrittura del progetto ci occuperemo della comunicazione, quindi della divulgazione del progetto, della spiegazione del progetto e anche della gestione delle reti social. Credo che magari qualche accenno su qualche particolare laboratorio potremmo farlo nel corso della nostra trasmissione. Francesco, il Comitato Fontanelle Insieme allora si è trovato questo gioiellino tra le mani o è stato parte attiva nel costruirlo? Quando si è presentata l'occasione di partecipare a questo bando, ci siamo ritrovati alle strette con i tempi, anche perché in 2 settimane si dovevano individuare gli obiettivi e presentare il progetto. I ragazzi di TTT hanno fatto un lavoro straordinario, perché sono riusciti a mettere nero su bianco quella che era un'idea complessiva della visione del quartiere. A noi in particolar modo interessava la ricaduta che aveva questo tipo di progetto sul quartiere, perché i laboratori di per sé mirano a lasciare qualcosa di permanente all'interno del quartiere.
ad esempio l'orto sociale, che poi penso Mattia spiegherà più nel dettaglio. L'orto sociale visto insieme al progetto digitale di architettura urbana della Farm e visto insieme al progetto al laboratorio che gestirà l'Accademia Michelangelo, l'Accademia delle Belle Arti Michelangelo sul riuso creativo, possiamo creare tante piccole strutture che possono rimanere in maniera permanente all'interno del quartiere per decorarlo e arricchirlo. Sì, ma io quello che volevo sapere da te, cioè gli abitanti del quartiere di Fontanelle, questo progetto, questo laboratorio, cioè, lo subiscono passivamente oppure già si sono dimostrati parte attiva? Ecco, nel senso di dire che bella cosa che abbiamo. I laboratori sono aperti a qualsiasi fascia d'età, anche se presentato dalla scuola, che è un istituto comprensivo. Cioè, ma è già la scuola radicata sul territorio, quindi insomma esatto, abbiamo già una presenza significativa. Fino ai 13 anni sono parte attiva di questo progetto, in quanto la scuola è capofila del progetto. Certo, però sì. si è pensato, o perlomeno il bando ci chiedeva di creare qualcosa che includesse tutto il territorio. E devo dire che nelle prime settimane, da quando abbiamo presentato il nostro volantino, adesso iniziano ad arrivare le richieste da parte sia di anziani che devo dire sono i più attivi da questo punto di vista, perché il problema delle periferie attualmente è la gestione degli spazi sociali. Spesso e volentieri ci ritroviamo che fino a quando una persona è attiva sul lavoro ha il suo da fare, esce, è attivo e partecipa all'interno Certo, ha della degli società. impegni, degli obblighi. Si arriva a un certo punto da chi è abituato a fare tante cose durante il giorno, improvvisamente fermo su un divano a casa, magari a poltrire. Quando si presentano questo tipo di occasioni, per noi è un vanto quello di poter coinvolgere tante persone che sono e rimangono parte attiva della comunità di un quartiere, perché hanno ancora tanto da dare, perché hanno tanto da dire. In effetti è stato così. Francesco, hai fatto proprio un assist al professore Giuseppe Veneziano, insomma, in questa parte attiva della terza età, non solo per diciamo, essere attivi loro, ma anche per coinvolgere sia i giovani ma e il territorio dove operano. Quando avete iniziato mi dicevi che eravate una decina di persone, 15. L'abbiamo fatto dal notaio, l'abbiamo istituito a tutti gli effetti di legge, anche per avere la possibilità di essere una cosa legale, certo, effettiva. avere il vostro statuto, insomma tutto quello che prevede. 15 persone che ci siamo guardati in faccia, abbiamo deciso di metterci assieme per creare un'associazione capace di poter coinvolgere il territorio, i ragazzi, un collegamento con la vita sociale, tant'è che abbiamo fatto moltissime attività, moltissimi eventi, dove si parla in modo particolare per quanto riguarda il comportamento del territorio. Fra l'esempio, noi abbiamo avuto l'anno scorso quei famosi abbattimenti delle statue di Favara, di cui si gridò tutta la fu scandalo per certi versi, qualche pazzo che si permetteva queste statue di santi di romperle. Bene, l'associazione ha avuto il coraggio di fare un grosso convegno alla presenza di grandi autorità per andare a dire, di vedere il motivo intanto, perché è pazzia o è un disagio giovanile che porta a queste cose, e l'altro mettere in modo tale che, analizzando queste cose, portare il principio del rispetto dell'ambiente, del rispetto delle cose pubbliche, del rispetto delle cose degli altri. L'azione sociale, sociale. Poi senza dubbio che, essendo un'associazione culturale, parliamo a livello di cultura letteraria. Facciamo l'esempio, il tipico nostro punto di battaglia, noi lo chiamiamo per esempio il ricordo di Peppe Casà, che è un'evenienza dove si parla di poesia, di autori. Qual è il senso? I ragazzi che fanno poesie, che portano al vaglio delle cose e che si portano a analizzare sugli argomenti di vita vissuta, non la poesia. Abbiamo per esempio il caso della Profumo di Primavera, che è un altro campo di battaglia, dove si va a raggiungere tutti gli autori, scrittori, pittori, fotografi
Una bella una valorizzazione valorizzazione dell'esistente, ma anche un ricordo di quello che è stato. E portare avanti in modo particolare poi i ragazzi, perché per fare esempio abbiamo parlato in questo contesto di ragazzi che si fanno strada nel territorio di Favara. Facciamo l'esempio tipico Daniela Vetro, che è fumettista Disney. Lo stesso Diego Vitello, il suo ragazzo che si sta espandendo nel campo politico. Quindi c'è questo sforzo da parte nostra di collegare, di fare un collegamento. Certo, a me devo dire una cosa molto importante, perché non vorrei appropriarmi di cose di altri. Io sono il coordinatore, dicevo poco fa. Noi abbiamo il presidente che è Caramazza, il dottore Caramazza, il vicepresidente che è il professore Sorce. Il caso vuole, si vengono a verificare che per motivi di salute l'uno e l'altro in questo momento sono messi di lato. Io cerco di coordinare, faccio le corna, scusate. E questo vuol dire che insomma perché non vorrei in questo siete contesto. in sinergia. Però oggi siamo almeno 120 persone, dove ci sono un sacco di medici, un sacco di professionisti, professori, un sacco di gente che ha il piacere di spendersi. Di stare insieme e di spendersi per il territorio. Abbiamo, per esempio, stiamo facendo l'inaugurazione. L'inaugurazione la facciamo in modo originale. Cioè le diciamo che la lavorazione diventa la storia per certi versi della stessa associazione, che significa andremo a fare con flash, con slide, gli eventi più importanti che si sono avuti di questi anni, per dare alla gente la possibilità di vedere, non tanto per fare esposizione o per fare, come si vuol dire, insomma, uno specchietto, assolutamente, ma quanto per lanciare un messaggio, che è il messaggio di dire anche voi potete partecipare, anzi partecipate, assieme possiamo modificare qualcosa, possiamo far crescere questo paese, farlo diventare molto bello, anche se alle volte capita che purtroppo si fa tanto e poi nascono fesserie per cui tutti diventiamo tutto uguali in questo contesto. Bene, mi fa piacere che, anche perché Favara è anche poi parleremo, la mia città, io la vivo direttamente, quindi conosco personalmente persone e fatti, insomma, e ne parlo veramente con cognizione di causa. Poi parleremo di questo percorso che magari per il 2019-2020 sì, avete preparato, ne vogliamo accennare. Saranno magari 2 o 3 eventi importanti. Sì, eventi importanti e personaggi in questo contesto messi lì, perché abbiamo pregato dei giudici che verranno, perché tratteremo degli argomenti, ora ne parleremo. Ne approfondiremo tra un po'. Per continuare in questo discorso, diciamo, culturale di aggregazione, l'aveva già accennato il presidente Giuseppe Adamo, questo modo particolare di fare teatro, fuori dal teatro, ma in un contesto sociale di grande rilevanza, qual è il Circolo Empedocleo. Se lo proponete per il quarto anno, vuol dire che insomma i precedenti sono andati bene, Giuseppe, certo, e altrimenti siamo stati spinti a continuare su questa strada, che già dopo il primo anno i riscontri sono stati più che positivi, anche il secondo e il terzo anno, e quest'anno abbiamo preparato anche un cartellone abbastanza nutrito, anche perché i nostri spettacoli nel corso degli anni stiamo vedendo la presentazione che avete fatto in questi hanno abbracciato il lato umoristico, comico, brillante, drammatico, per cui diciamo questa formula ci ha pienamente soddisfatto. Tra l'altro addirittura non riusciamo certe volte a contenere le persone che vengono a vedere. Vorrei invece così. Avete già iniziato o si inizierà già? No, infatti volevo enunciare il programma. La prima, quale sarà la prima? La prima sarà il 15 novembre. Ah, ecco. Sì, ormai la prima sarà il 15 novembre con uno spettacolo leggero. Iniziamo con uno spettacolo leggero che sarà varietà. Si tratta di scenette dei maggiori umoristi italiani degli anni 50-70, come Marcello Marchese, Dino Verde, Terzole Vaine, Mario Mattoli, Amurri e Jurgens. A dicembre, e la cadenza degli spettacoli è di una al mese, ogni venerdì normalmente. Il 20 dicembre, visto che è Natale, riproporremo Natale in Sogni con 2019 e sarà tutta improntata sul Natale. Si continuerà il 31 gennaio con 2 dozzine di Rosa Scarlatti di Aldo De Benedetti. Il 21 febbraio la signora Collins dai blues di Tennessee Williams, il 13 marzo Così se vi pare di Pirandello, il 20 aprile La voce umana di Gian Cocchitò con Lia Rocco,
e si concluderà la stagione il 15 maggio con una edizione particolare della Vedova Allegra tra recitato e cantato, e in più fuori programma il 29 maggio avremo Io scrivo la vita di Luigi Pirandello riproposto da Giovanna Messina. Abbiamo detto anche in altre occasioni, l'iniziativa del Circolo Empedocleo non è chiusa e finalizzata soltanto ai soci, cioè nel limite della disponibilità dei posti, insomma, anche altre persone possono partecipare a questa vostra iniziativa. Allora, è aperto principalmente ai soci, Certo. ma è aperto a tutti gli amanti, gli amici dei soci, Non abbiamo un teatro di 1000 posti, insomma. gli amanti del teatro, visto che, proprio come dicevi, lo spazio certe volte non è sufficiente da contenerle. Quest'anno stiamo pensando di poter fare nella sala attigua dove si svolge, di mettere un televisore per fare continuamente, contemporaneamente quindi, la dire, diciamo, la richiesta di più posti. Anche agli altri di vedere, non accalcarsi all'interno della sala. Bene, naturalmente il Circolo Empedocleo non vuol dire soltanto il teatro da camera, parleremo anche di altre iniziative che voi avete in programma per questa stagione. Ritorniamo a Domenico Asaro, dopo gli studi diceva, insomma, la collaborazione con papà, però questo piacere per la moda, Domenico. Sì, questo percorso mi ha permesso di conoscere e viaggiare soprattutto. Hai incontrato altri ragazzi come Sì. te, insomma, che sono affascinati. Sì, nuove amicizie ho fatto. Dove è stato il concorso? A Ravenna mi dicevi? Sì, a Ravenna, precisamente all'Idolo Adriano. Ah, Lido Adriano a Ravenna, bene. Sia maschile che femminile. Assolutamente. Ecco, stiamo vedendo delle immagini. Ah, questa è la tua sfilata? Un po' emozionato forse, Sì. Domenico, sì. E prossimamente sarò anche a C'è un'altra Sì, occasione. un altro evento a Frosinone. Bene, insomma, dicevi un mondo che ti affascina, Sì, per sì. il momento lo prendiamo soltanto come un gioco, no? Certo. Però non si sa mai. Può essere che apro più Potrebbe fortuna. essere, che certo, ci vuole molta fortuna, ma anche, Certo. come diceva prima Elisa, anche nel canto ci vuole anche, insomma, studiare, magari Vabbè, certo, ovvio. frequentare delle scuole di portamento, delle scuole che ti aiutano a far meglio la tua performance. Lì ti vediamo in una seconda uscita, sei meno formale, Sì, ecco lì, c'è sì. soltanto camicie e jeans, insomma, un Modalità pochettino casual, più libero, diciamo. più casual, ecco. Però una cosa è vederti lì sfilare, ti vogliamo anche vedere qui al centro. Piero, è possibile ritornare in studio così? Ecco, no, anche prima vediamo questo che... Ecco, c'è la consegna della fascia. Fascia. Erminia viene a premiare. Queste sono le immagini amatoriali che ha fatto papà, queste immagini, mamma. Che... I produttori che... Perfetto, ecco qua la consegna della fascia per Domenico. Allora Domenico, ti vogliamo vedere qui al centro, dai Piero, mi dai il campo, ecco qua, seguiamo Domenico, prego Domenico, eccolo qua, questo è il Mister e Miss Europa, la tua fascia è Europa, Mister Europa in the World 2019, alziamo un po', ecco qua, lo prendiamo tutto, perfetto, ok, grazie, complimenti a Domenico, insomma. Si inizia per gioco sempre così e poi magari si potrebbe avere più fortuna. Elisa, ritorniamo allora alla tua performance di Sanremo, vogliamo ricordarla, insomma, tu hai presentato il tuo videoclip, che era un videoclip Esatto. amatoriale, insomma. Sì, era un videoclip con una cover di Riccardo Cocciante, Quando finisce un amore. Sono stata votata dal web, dalle persone, 14.000 volte. E per me era una cosa assurda quando c'era la classifica in diretta, quando salivano i numeri. Salivano i numeri. Non ci potevo credere, è impossibile. Adesso con il mio primo singolo ho avuto tante belle soddisfazioni, è stato trasmesso in più di 107 radio, messo in rotazione radiofonica, non solo siciliane ma diciamo in tutta Italia. C'è stata pubblicità grazie all'ufficio stampa in tutti gli aeroporti italiani, nelle metropolitane. Diciamo che abbiamo raggiunto un bel risultato di più di 500.000
milioni di visualizzazioni su Certo, YouTube. poi insomma dal videoclip amatoriale poi avere, diciamo, a disposizione un vero e proprio cast di professionisti che ti hanno seguito il fonico, insomma, tecnico delle luci, tutto quello che comporta Esatto. un video professionale, ecco. È stato tutto registrato a Torino, sia la canzone che il videoclip, grazie alla mia casa discografica Riserva Sonora che ha fatto un ottimo lavoro e li ringrazierò sempre. Bene, lo vediamo allora? Ce lo vuoi annunciare tu Sì. direttamente? Ok, Alicia, Se te ne vai. Ecco a voi il videoclip vincitore di Aria Sanremo. Ciao amore mio, ti ho scritto una canzone come volevi tu. La nostra storia tipo déjà vu. Mi dicevi voglio solo te, un cliché di una relazione a tre. Ora che mi chiami a tutte le ore, amore mio mi manchi, è stato un errore. Non mangi da 3 giorni, stai troppo male. Ora dimmi se mi dovrebbe interessare. Vuoi fingere di stare bene, che stare con quella ora ti conviene. Disegno un mondo sopra di me, fingi poi ti basti sì quanto me. Se te ne vai spero poi non tornerai. Se te ne vai non importa quanto stai. Se te ne vai non importa dove vai. Se te ne vai non importa quanto stai. Non importa se poi parli di me, la porti fuori a cena ma con la museola. Se nelle liste search poi sono la prima. Sei proprio una bomba. Hiroshima, ti stupisci dalle storie che ti ho già dimenticato. Non mi importa dove sei, se te ne sei andato. Dici che piangi tutti i giorni, aspetti che ritorni. Vorresti tagliarti le vene, se vuoi farlo almeno fallo bene. Spero che almeno la mia più grande amica ti dia un coupon oltre che strapon. Che già tra dignità e intelletto rimane poco. Prendi a calci i sentimenti come fosse un gioco. Fingere di stare bene, che stare con quella ora ti conviene. Disegno un mondo sopra di me, fingi poi ti basti sì quanto me. Se te ne vai spero poi non tornerai. Se te ne vai non importa quanto stai. Se te ne vai non importa dove vai. Se te ne vai non importa quanto stai. Non importa se poi parli di me, la porti fuori a cena ma con la museola. Se nelle liste search poi sono la prima. Sei proprio una bomba. Hiroshima, puoi fingere di stare bene, che stare con quella ora ti conviene. Disegno un mondo sopra di me, fingi poi ti basti quanto me. Questo non è il videoclip, ho sbagliato io, che ha vinto Sanremo Tour, ma questo è, diciamo, il premio, giusto Eli? Esatto, Questo questo è il mio primo singolo, sì. ti hanno dato come produzione per un prodotto veramente professionale. Però Francesco, scusa, ma tu ti sei permesso di scritturare già la mia ospite musicale? Mi sono permesso di scritturare, però... Hai fatto un invito, ecco, Sì, lo esatto. vogliamo dire allora? Noi, siccome tutti gli anni abbiamo 2 appuntamenti nel quartiere molto importanti, uno per Natale e uno la prima settimana di giugno. Per Natale facciamo tutto quello che riguarda le festività natalizie, infatti è in fase di programmazione tutto quello che saranno le festività natalizie. Subito dopo inizieremo a programmare la festa che facciamo tutti gli anni, il quartiere in festa, che in genere va la prima settimana di giugno, dove sono previsti spettacoli musicali. Saremo alla 3ª edizione quest'anno. Beh, insomma, c'è il manager. Perciò, infatti, sì. Fatti pagare bene, mi raccomando. I budget sono sempre limitati. Vabbè, poi ci sempre troveremo un una piccola accordo. realtà, ma un accordo si può sempre trovare. Si può fare. Certo che si può fare. Si può fare. Bene. Allora, ritorniamo al nostro laboratorio. Dicevamo
l'obiettivo principale è cultura, è futuro e urbano. La cultura l'abbiamo detto, insomma, il futuro... Gli sono cultura, ambiente e tecnologia, cultura, futuro urbano è la linea del Ministero. La linea del Ministero, ci siamo, diciamo, come grandi linee. Io qua, per esempio, leggo, vediamo se sei preparato, laboratorio di street art. Cosa farete? Sono tutti laboratori, come vedi, perché l'idea è quella di fare fare le proposte direttamente alle persone. Nel caso del laboratorio di street art, che sarà coordinato dall'associazione Non Sostare, che chiaramente ha molta più esperienza sia di noi come TTT, ma che di tutti gli altri partner, escluso diciamo, l'Accademia delle Belle Arti, però nella street art, di fare una sorta di commissione tecnica che dovrà valutare le proposte dei ragazzi, si spera, del quartiere di Fontanelle per dei disegni da realizzare poi nel quartiere stesso in luoghi individuati dal comitato di quartiere di Fontanelle. E poi c'è anche un qualcosa di bellissimo e di socialmente valido, la domanda in questo caso va a Francesco, ovvero il pedibus. Io l'ho visto a Favara, è veramente qualcosa di bello. Il pedibus è un progetto ambizioso, nel senso lo stiamo cercando di strutturare al meglio perché vogliamo che resti una buona abitudine. Da che cosa nasce il laboratorio del pedibus? Ci accorgiamo che attualmente, soprattutto fra i bambini, c'è una scarsa socializzazione dovuta all'uso intensivo dei computer, dei cellulari, perciò passano poco tempo insieme. In più si continua a sottovalutare quelli che sono gli effetti del poco movimento e allora si è pensato insieme alla scuola di organizzare un percorso gestito da genitori volontari, strutturato come se fosse un autobus a tutti gli effetti, solo che si va a piedi. Il percorso prevede delle fermate che accompagneranno da casa a scuola la mattina e da scuola a casa alla fine delle lezioni. E quello che leggo qui, il bello è che sarà diciamo, portato avanti da genitori volontari. Da genitori volontari, ma è proprio lo scopo di tutto il progetto Fontanelle Lab, quello di coinvolgere le persone a spendersi per il proprio territorio, a partecipare e a rendersi utili alla comunità, perché se ognuno di noi riesce a dare qualcosa, tutti viviamo meglio. E poi non dimentichiamo il discorso dell'ambiente, no? Il voler bene soprattutto al territorio che noi utilizziamo ogni giorno. E il voler bene all'ambiente vuol dire anche riuso creativo. Mattia? Sì, per l'ambiente diciamo ci sono due laboratori che sono quelli dell'orto sociale e del riuso creativo. Probabilmente quello del riuso creativo è il più interessante, sarà affidato a un professore dell'Accademia delle Belle Arti che si occuperà di coordinare... Forse è più emozionale, no? Riuso vuol dire che tu c'hai una cosa, magari la manipoli, la adatti, la trasformi. Ecco. Trasformare un rifiuto in qualcosa di bello è un'idea evidentemente bellissima. Questo professore dell'Accademia delle Belle Arti coordinerà una squadra di ragazzini, o di ragazzi, insomma di persone che vorranno partecipare al laboratorio per vedere che cosa si riesce a inventare con i rifiuti che verranno raccolti. Associazioni di volontariato come ce ne sono tante ultimamente da Agrigento. Ragazzi, qua noi lo stiamo presentando, insomma, però poi vi chiederò il resoconto. Cioè, nel 2020 dobbiamo vedere se abbiamo, come si dice a Londra, professore, parlato a matolo oppure insomma, se c'è sostanza. Anche il Ministero vorrà un resoconto, visto che vogliamo vedere la sostanza, insomma, la realizzazione e se il target è stato raggiunto, il bersaglio è stato colpito. Ce ne stiamo mettendo impegno. Vi impegnate in questo, Mattia, Francesco, sì? Questo è, quando tu fai progettazione poi alla fine devi andare, ma non solo alla fine ma anche a metà tu devi rendicontare quello che hai metà fatto, del percorso per perché vedere se no insomma ti danno la seconda tranche certo. del finanziamento, quindi è interesse di tutti riuscire a fare qualche cosa di... Bene, una cosa bella che credo che magari se ci saranno altre misure di finanziamento, altri progetti, anche altri quartieri hanno tra virgolette l'obbligo di farlo, perché far rivivere il nostro quartiere, farlo diventare più bello, insomma, armonizzare e a volte anche far conoscere le persone che vi abitano,
una finalità veramente nobile. Sì, noi abbiamo già presentato anche un altro di cui stiamo aspettando i risultati, progetto per la biblioteca di Villa Seta. Questa volta invece in collaborazione con l'amministrazione comunale, è un bando della Fondazione per il Sud e l'obiettivo è quello della digitalizzazione della biblioteca di Villa Seta, cioè sostanzialmente potrebbe diventare una gigantesca area gaming e trasformare Villa Seta, quell'area là, in uno dei punti più avveniristici della città. Sarebbe un obiettivo molto interessante. Vuol dire qualcosa tu, Francesco? Su questo? No, dico, noi ci siamo messi a disposizione anche di altre persone che, vedendo quello che stiamo facendo nell'ultimo anno, che abbiamo fatto nell'ultimo anno con il comitato di quartiere, ci chiedono su come muoversi per creare dei comitati cittadini, per creare delle forme di associazione attiva. Questo Voi fate la strada, insomma. No, questo è uno dei risultati che ci eravamo prefissati, perché nel momento in cui in una città si inizia a prendere la consapevolezza che il bene comune è il bene di tutti, penso che una città come Agrigento possa crescere come merita, perché abbiamo tanto da poter sfruttare in questa città, solo che lo facciamo molto male. Insomma, però voi cercate di aggiustarlo, ecco, di No, dare il vostro contributo. Ecco. Cerchiamo semplicemente di monitorare quello che succede e cercare di dare una strada ad un uso utile, perché è tra i nostri punti statutari vigilare sull'operato del comune all'interno del quartiere per far sì che ogni singolo centesimo che viene speso all'interno del quartiere viene speso per una finalità utile, non come siamo abituati a vedere le famose cattedrali nel deserto che magari si realizzano e poi non si utilizzano. Esatto, perché spesso e volentieri chi progetta una struttura non tiene in considerazione gli abitanti del luogo. Gli abitanti del luogo, che dovrebbero essere i primi fruitori di quella struttura, spesso e volentieri trovano... Non vengono coinvolti, no? Non vengono coinvolti. Devo dire che ultimamente, forse perché abbiamo fatto un po' di rumore, l'amministrazione ci sta tenendo molto in considerazione, con un confronto continuo e, devo dire, al momento costruttivo. Bene, mi fa piacere, veramente. Ritorniamo all'Università della Terza Età. Abbiamo detto che il giorno 15 ci sarà questa inaugurazione, questo inizio di percorso del nuovo anno sociale, si farà la storia, si vedrà quello che è successo negli anni precedenti, ma anche c'è una progettazione per questo nuovo anno sociale. Professore Veneziano. Sì, in effetti io mi collego a quello che ha detto Sferrazza per quanto riguarda l'ambiente. Noi per esempio l'anno scorso abbiamo fatto, nell'ambito della festa della legalità, la conquista degli spazi di Favara. La Villa Ambrosini era chiusa, l'abbiamo fatta aprire, l'abbiamo fatto pulire, abbiamo piantato gli alberi, abbiamo messo un'insegna bellissimo, l'Uni3, che si permette attraverso un suo iscritto a fare una specie di tavola messa lì per dare dimostrazione agli altri che, volendo, la gente può interessarsi a conquistare gli spazi. Abbiamo fatto per esempio l'incontro in Piazza del Giaritello per conquistare quello spazio, per dire le piazze pulite ha significato, e abbiamo fatto lì un'esposizione a livello pittorico, insomma. Abbiamo quest'anno previsto, per esempio, sempre nell'ambito della legalità, di andare a Villa Pompeo per andarla a vedere pulita, perché facciamo protesta in questo contesto, non è facile, le amministrazioni hanno bisogno di essere sollecitate. La differenza è che possibilmente altri hanno contributi, noi di tasca nostra ci gestiamo in automatico, ogni lira viene rendicontata. Ebbene, su Villa di Pompeo andremo a piantare l'albero della vita. È significativa perché noi sappiamo che significa Villa Pompeo per Favara, una disgrazia di un bambino, insomma, che ha perso la vita durante per una vittima innocente di mafia. La cosa più bella qual è? Ecco, dove lì io mi permetto di dire la terza età. La terza età, io ritengo che l'età non conta in questo contesto. Assolutamente. Noi abbiamo previsto e abbiamo già parlato, per esempio, con il giudice Davigo, per andare a parlare di bullismo, dove scuola, ragazzi e università della terza età parleremo e faremo un convegno all'aperto con la massima tranquillità e tranquillità. Abbiamo parlato con la giudice Chinnici, la quale
nell'ambito della presentazione del libro, presentiamo l'autore, presenterà il suo libro, ma non tanto per il libro in sé per sé, per andare a dare il significato di questa vita, diciamo, sacrificata, di questi giudici che si battono per la legalità. Cioè, una cosa molto bella, senza dire che poi accanto a questo riteniamo che sia doveroso fare anche gli spazi per quanto riguarda l'incontro, per quanto riguarda la spiritualità. Noi per esempio festeggiamo ogni volta la chiesa, cioè la messa natalizia, la sera andremo a cena, abbiamo fatto anche il un po' di carnevale, spiritualità assieme, e spirito religioso, cioè carnascialismo e religiosismo assieme, che non guastano, insomma. Cioè la nostra, non siamo qua per fare pubblicità, perché la già vita è ce fatta l'ha, di tanti contesti. Più di 100 iscritti, immaginate che significa, ma c'è il piacere di lavorare, di dare un contributo, di far crescere questo nostro paese, di collegare i giovani, perché molto spesso i giovani si lasciano prendere la mano dall'ignavia, molto spesso. Beh, vogliamo risvegliare questo senso di attaccamento per le cose pubbliche. Sarà un po' difficile, professore. Però è difficile, però io facevo l'insegnante e vi devo dire onestamente che usavo il sistema che i ragazzi... Non è difficile, non è difficile se io sono positivo di natura, insomma, anche la mia trasmissione, per chi la segue, al termine nei saluti io chiedo ai miei ospiti un pensiero positivo, un buon proposito, perché noi il bicchiere lo vogliamo vedere, lo vediamo sempre mezzo pieno, però devo dire che in questa situazione particolare coinvolgere i giovani veramente ci vuole tante... Io la mia esperienza ne parlo, sì. Io con i ragazzi avevo un rapporto alla pari, io ero l'insegnante, ma avere un rapporto alla pari è bello, e vi devo dire che è molto bello quando mi incontrano, professore, che poi tra l'altro la mia amica conosce come dottore, come ragioniere, sono commercialista, insomma. Sì. Professore, divento molto... Questo significa che abbiamo seminato qualcosa. Bene, io sono convinto che la scuola fa la scuola in termini sociali, umani, pur insegnando le proprie materie. Le materie curriculari non si devono dimenticare assolutamente. L'università terza età sta facendo questo, vuole fare questo e lo fa giornalmente. Fa piacere, per esempio, noi abbiamo medici in pensione che dichiarano la loro disponibilità ad ricevere gente che non è in condizione per essere curata, per essere aiutati. Bene. Non è facile, ci stiamo tentando, lo stiamo facendo, lo facciamo con grande entusiasmo. Lo fate anche bene, con grande entusiasmo. Ritorniamo al Circolo Empedocleo, abbiamo parlato di questa rassegna, ma ci sono anche altre iniziative che nel corso anche voi dell'anno sociale preparate per i vostri iscritti. Quest'anno, diciamo, questa già è un'anteprima di questa trasmissione, proprio perché sono cose che sono maturate negli ultimi giorni. Abbiamo iniziato... vogliamo arrivare primi, se permetti, Giuseppe. Vogliamo arrivare primi, dico, a comunicarlo, perché no? abbiamo iniziato la collaborazione con l'Istituto Musicale Bellini di Caltanissetta per una serie di concerti di musica classica al Circolo Empedocleo, e inizieremo il 29-11 con un recital di fisarmonica, poi seguirà un recital di chitarra il 16-12, un concerto di duo pianisti quel 16-12 che sarà o alla Sala Zeus del museo o alla Sala Esposizione di Villa Aurea, e questo fa parte di una collaborazione che abbiamo iniziato col parco archeologico. E poi ci sarà il tradizionale concerto di Capodanno del Circolo. In più abbiamo iniziato anche una collaborazione con la Fondazione del Teatro Pirandello, per cui anche in prospettiva di Agrigento 2020 stiamo cercando di organizzarci fra tutte le attività che sono tipiche, diciamo, del Circolo Culturale Empedocleo, sia attività culturali che sociali. Piero, io non ho l'orologio perché l'ho dimenticato a casa, quindi non so veramente, sto parlando col mio regista, è proprio tutto in diretta, e non so il tempo della nostra trasmissione. Spero di non aver sforato, ecco, casomai ancora no. mi richiamerai tu. Ancora no. Bene. Poco fa abbiamo visto questa bella realizzazione del video, insomma, che rappresenta veramente quelle che sono le potenzialità, ma sicuramente anche le certezze della qui presente signorina Donisi. Che cosa stiamo preparando per il futuro? In questo periodo sto realizzando un prossimo singolo che sicuramente uscirà
in inverno a breve, e ovviamente ci sono altri progetti, un bel progetto per maggio di cui non posso parlare. Vabbè, diciamo solo che è di maggio, ecco, poi maggio ci sono i fiori, la bella stagione è già iniziata, quindi porta bene, ecco, porta bene. Speriamo. Niente, in questo periodo sto lavorando tanto, sto continuando a studiare e speriamo bene. Mentre Domenico, dicevamo che dopo questa bella esperienza di Ravenna vuoi continuare, insomma, a divertirti principalmente, giusto Domenico? Penso di sì, ancora. Almeno questo è il mio sogno, almeno di andare avanti, ovviamente. Qual è il prossimo appuntamento, dicevi? La prossima tappa sarà a Fiuggi, provincia di Frosinone. Di Frosinone. C'è un altro concorso, Sì, insomma. un altro concorso. È un modo per farsi vedere, per farsi vabbè, notare. certo, ovvio. E chissà. Mentre per quanto riguarda invece il nostro quartiere di Fontanelle, vedevo che c'è anche un'altra bella iniziativa. Dandomi la brochure posso anche documentarmi, parlo della Casa del Libro. Chi ne vuole parlare dei due? La Casa del Libro è un altro laboratorio all'interno del Fontanelle Lab, sarà gestito sempre dall'associazione Non So Stare, che aveva già realizzato questa esperienza a Piazza Cavour. Penso sia durato un pomeriggio, perché poi la sera gliel'hanno bruciato. Adesso hanno replicato l'esperienza, credo, al Palasport Moncada. E a proposito di bruciare, proprio oggi dicevano che hanno ribruciato la libreria Pecora Elettronica, una cosa del genere, che era una libreria proprio prettamente di libri storici e di antifascismo, a Roma, credo. A Centocelle, sì. Centocelle, sì. Le librerie devono nascere, non devono sicuramente là, essere bruciate. Là le bruciano, in quel caso era forse perché c'è una forte presenza politica, filofascista, ecco, certo, sì. Qua più per riscaldarsi e per ignoranza. E poi ho visto una cosa bella a proposito di libro, a Porto Empedocle, tra il municipio e la chiesa madre c'è una casetta, professore, in cui ci sono dei libri. Cioè, ma è la casa del libro. Proprio questa, il principio è proprio quello. È proprio quello. Cioè prendi un libro o posa un libro, a seconda. Esatto. Bravo, è una cosa bella. E questo è il principio, il principio è proprio questo. Cioè, sharing. Cerchiamo, l'associazione Non So Stare, essendo già esperiente in questo tipo di applicazione, vuole creare il modo per condividere un libro che io oggi non uso più, lo metto a disposizione degli altri, prendendone in cambio uno che gli altri non useranno più. Speriamo che possa prendere piede davvero, perché serve leggerli i libri e non bruciarli. Sì, veramente. E poi si credeva che la carta stampata, insomma il libro stampato non avesse più presa, invece non è così. Per esempio gli ebook sono stati un fallimento, non li vedono più, dai. No, esistono. Però è un po' meno. Per la biblioteca di Villa Seta invece noi abbiamo proposto proprio una digitalizzazione. Mattia, sai che bello che senti il rumore della carta, del libro, no, quello pure gira. a me, io sono un regista però ho scoperto recentemente, comprando un e-reader, che è interessante, poter avere un apparecchio del genere, tutti i libri che vuoi. Se Certo, è come comodità, no? È molto, sì. Cioè, con una memoria, non lo so, pigli un tera di memoria, ci metti la biblioteca di Alessandria tutta dentro. Bene, allora noi approfittiamo della presenza di Elisa per fare che cosa? Ci fai sentire un'altra canzone, dai. Sì, abbiamo visto prima sentire... il videoclip, adesso ti vogliamo qui al centro del nostro studio. Sì, vi faccio sentire una cover di Dua Lipa che si chiama New Rules. Ecco qua. Conquista il nostro studio, il nostro centro dello studio, e nel mentre voi preparatevi un saluto, un pensiero, una citazione, un buon proposito, perché non è che qua diciamo arrivederci e grazie, no, sarebbe troppo riduttivo. Eccoci. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wording down a rather out, hoping it would save me. Too many times. My Lord, he makes me feel like nobody else. But my Lord, he doesn't love me, so I ask myself. One, to pick up the phone, you know it's only call cause I'm drunk and alone. Two, don't blame me, you have to kick me out again. Three, don't be friend, you're never gonna wake up in a bed in the morning. And if you under him, you
are getting over in. Afghani rules are common. Afghani rules are common. I've gonna tell it to myself. Afghani rules are common. I've gonna tell it to myself. I keep pushing for this body, keeps pulling me backwards. No way, no, now I'm standing back from the I fall in the pattern. But my alone, he doesn't love me, so I ask myself, I do. One, to pick up the phone, you know it's on the call cause I'm drunk and alone. Two, don't lay me, you have to kick me out of the game. Three, don't be a friend, you're never gonna wake up in a bed in the morning. And if you're under him, you are getting over it. Afghani rules are common. Afghani rules are common. I've got to tell it to myself. Afghani rules are common. I've got to tell it to myself. Practice makes perfect, I'm still trying to learn it behind. Is live and breathe, rehearse and repeat, cause one, to pick up the phone, you know there's only color cause I'm drunk and alone. Two, don't lay me, you have to kick me out of the game. Three, don't be a friend, you're never gonna wake up in a bed in the morning. And if you're under him, you are getting over him. Afghani rules are common. Afghani rules are common. I've got to tell it to myself. Afghani rules are common. I've got to tell it to myself. Don't lay me, don't be a friend, don't be a friend, don't lay me, don't be a friend, don't, you get it over him. Bene, come avete visto la puntata veramente è andata via velocemente, volata, evidentemente le argomentazioni, insomma, quello che abbiamo detto sicuramente avranno fatto presa su di voi. E il saluto dei nostri amici e dei nostri ospiti, sempre in senso positivo, il bicchiere non c'è, ma se lo vedete è sempre sicuramente mezzo pieno. Luisa Donisi, vai tu. Sì, io vi do il mio saluto e vi dico di non smettere mai di sognare, di credere sempre nei vostri sogni, perché solo chi sogna può volare. Bene, grazie della presenza, in bocca al lupo per questo suo percorso, anche a Domenico Asaro. Allora, sì, mando un messaggio, quello di non sprecare l'occasione e di acchiappare al volo almeno. Bene, almeno tentarci, giusto? Beh, certo, sì. Grazie a Mattia Grecche e l'associazione TTT. Sì, no, io dato che se ne era parlato vorrei semplicemente dei giovani che è difficile coinvolgerli, si dice, io penso invece che questa impressione sia determinata dal fatto che la meglio gioventù, cioè i migliori non ci sono stati, però credo che il bicchiere si stia riempiendo perché i giovani stanno tornando. Grazie a Francesco Sferrazza Papa e al suo comitato Fontanella Insieme. Mai come in questo momento il nostro slogan è più azzeccato. Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano. Grazie a Giuseppe Adamo e con lui a tutto il circolo culturale Empedocleo. Anche se i tempi sono quelli che sono, cerchiamo di non smarrire né la speranza né la fiducia negli altri. Grazie a Giuseppe Veneziano e all'Università della Terza Età Empedocle. Noi basiamo tutto sull'esperienza, diamo la nostra esperienza a favore degli altri. Lo stiamo tentando a Favara, con alcune associazioni di Favara ci si confronta, lo facciamo anche con Agrigento, legalità e ambiente, insomma abbiamo lavorato assieme. Io rilancio questo messaggio anche a livello provinciale, non è detto che le associazioni che lavorano in questo campo non possono stare assieme, coordinare per migliorare l'ambiente, migliorare il paese, migliorare
e perché no, anche il rispetto nei confronti della legalità, che è la cosa più bella del mondo. Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione, soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.